Eccoci, allora abbiamo parlato, chiedo alla regia poi se sui monitor mi dà anche lo studio così riusciamo a vederci. Allora abbiamo parlato dell'ospedale, adesso staremo a vedere fra una ventina di giorni, giorno più, giorno meno, quando vi ritroverete a Palazzo Balbi a Venezia. Vi ricordo, scusatemi i nostri telespettatori, che siamo sempre in diretta sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere messaggi, potete fare delle domande. Adesso cambiamo tema e parliamo di sicurezza. Sento dire... Ci sono, da quando è arrivato il sindaco Giordani via Bitonci, non c'è più la stessa sicurezza, ci sono molti rom che girano per la città, ci sono vagabondi di qua, vagabondi di là, Giordani è troppo permissivo in questo. Cominciamo da questo ragionamento per poi andare a vedere un servizio. Francamente penso che siano solo discorsi politici alla fine, senza concretezza. La polizia urbana sta facendo un grande lavoro. I cosiddetti vigili, se no magari non ci capiamo, sta facendo veramente un grande lavoro e c'è una grossa collaborazione. C'è una grossa collaborazione con le altre forze di polizia del Stato, con i carabinieri, con la Guardia di Finanza, con il prefetto, con il questore. Stiamo lavorando molto bene. Personalmente la sicurezza di Padova è aumentata, riceviamo conferme ogni giorno, anche in termini, se voglio metterla sotto il termine di numero di arresti, sono aumentati in maniera notevole rispetto a prima. Ad esempio, nei prossimi mesi cambieremo una cosa che a me dà un po' fastidio, l'accattonaggio, mendicanti, meglio. Mendicanti molesti, sono d'accordo che non devono molestare la gente, ma il mendicante che chiede l'elemosina, secondo me è una cosa pazzesca condannare uno perché è povero. Se uno mi dà fastidio, è petulante, insistente, rompe le scatole, vabbè, questo non deve essere fatto e non sono in questa linea. Ma se uno è povero per me non è una colpa, cioè per me assolutamente va aiutato in tutti i mezzi. Va bene, andiamo a vedere il servizio sulla sicurezza di Elisabetta Corazza e poi continueremo il ragionamento. Certo. Una città sostanzialmente sicura che, come testimoniano d'altra parte i dati statistici, che anche per quest'anno hanno segnato una sostanziale diminuzione dei numeri dei reati. Nonostante ciò la percezione di sicurezza è sempre piuttosto bassa nei nostri concittadini che vivono un po' l'allarme sociale che si respira. Il questore uscente descrive con queste parole la città ben consapevole che per quanto le forze dell'ordine facciano quotidianamente per combattere i fenomeni criminali, i cittadini richiedono sempre maggiore attenzione e presenza. In città le zone più critiche sono quelle della stazione ferroviaria e l'Arcella, in quanto quartiere più popoloso e multietnico fra tutti. Ed è proprio in queste zone che sono stati presi dall'amministrazione Giordani i primi provvedimenti in materia di sicurezza, iniziando con il rafforzare i presidi della polizia locale, aprendo prima la tanto attesa sede di via Tiziano Aspetti, anche se da più parti si levano lamentele sul fatto che essa non sia aperta quotidianamente. Si è posizionato inoltre un presidio fisso attivo dal pomeriggio all'1 di notte, per ora sperimentale, lungo il boulevard Stazione, con l'intento di combattere soprattutto lo spaccio di droga, reato molto presente in città. Un provvedimento questo che di fatto non ha allontanato gli spacciatori, o al massimo li ha spostati di qualche metro. Si è provveduto inoltre a consentire ai negozi della zona di prolungare l'orario di apertura fino alle ore 22:30. È stata annunciata a breve la modifica del regolamento della polizia urbana, già rivisto dalla giunta precedente nel settembre 2014. L'intento dichiarato è quello di recepire le nuove normative nazionali in materia di sicurezza e decoro urbano e di dare sostanza al patto per la sicurezza stabilito dalle autorità competenti. Ad oggi l'unico cambiamento annunciato ufficialmente è la correzione dell'articolo 10 relativo all'accattonaggio. Non saranno più previste né la sanzione né la confisca del denaro ai questuanti non molesti. Infine, da segnalare è che l'amministrazione si appresta, come già effettuato da altre città, a posizionare barriere semovibili antiterrorismo lungo alcuni tratti di area pedonale del centro storico e di Prato della Valle. Tutto giusto, Giordano? Tutto giusto, non ho nulla da dire. Purtroppo abbiamo un problema di spacciatori.
molto serio in città. Guarda, ieri è uscita oggi sui giornali che la polizia ha preso due stranieri con 59 kg di droga, insomma, proprio a Padova. Purtroppo Due albanesi. Il fenomeno dello spazio è veramente pesante, c'è una considerazione da fare purtroppo, ci sono tanti consumatori, questo è il problema di base, però noi ci siamo accorti anche di un'altra cosa, quando vengono pescati, sono processati e il giorno dopo escono, per cui è poco produttivo e non sto mica dicendo che è colpa del magistrato questo. Abbiamo pensato di fare un'altra cosa copiando da altre città. Stiamo già addestrando dei cani antidroga perché pensiamo che il deterrente maggiore sia portare via quello che stanno vendendo, la droga. Per cui saranno dei cani addestrati, andremo con i cani antidroga nei giardini pubblici, proprio per portare via il danno più grande che possiamo fare è portare via quello che devono vendere. In che tempo questi cani? Sono quasi, mi sembra che li abbiamo già acquistati. Ho parlato l'altro giorno con il sindaco di Milano, Bessala, in cui c'è una buona collaborazione per addestrare i nostri cani da loro, per il personale specializzato. Penso sarà 3-4 mesi, 5, non so, non voglio dire cose che non conosco perfettamente, ma si comprano già 8-9 mesi, poi vengono addestrati. Io spero che nel giro di pochi mesi ci sia effettivamente questo. La pattuglia, abbiamo messo una pattuglia fissa davanti alla stazione, abbiamo aumentato assieme alla collaborazione degli altri forze di polizia il presidio dappertutto. Io penso che fine dicembre e gennaio avremo i famosi 2 vigili fissi per quartiere a piedi, che finora non avevo mai visto, ci saranno, però noi abbiamo circa 310 vigili a polizia urbana. Sembrano tanti, ma non sono tanti, perché quando uno pensa che la città vive 24 ore al giorno, bisognerebbe aumentare il presidio di polizia urbana. Noi abbiamo però delle logiche di bilancio da gestire. Io spero in qualche maniera di aumentare il numero delle persone della polizia. Però non è facile. Vabbè, con tutti gli autovelox che ci sono, qualche soldo in più arriva, in comune no, si può anche... Certo, ma non è l'idea di fare cassa con gli autovelox, assolutamente. Gli autovelox devono servire come deterrente e basta, per la sicurezza. Sì, qualcuno li mette nelle zone giuste proprio per colpire Non credo che la polizia urbana faccia questo a Padova. No, dico in generale. In generale, questo non lo so. Guardi, c'è una tangenziale, apro chiudo una parentesi, praticamente nella zona della Mandia più o meno, dove hanno da 90 all'ora vai ai 70 all'ora, prendi matematicamente la multa per una tangenziale 70 all'ora con le automobili d'oggi, l'hanno messa, cioè io credo davvero che sia messa per colpire io ho questa impressione qui, non le dice di no. Però non è il comune di Padova. No, ma non so di chi non entro in merito, non ci credo. Di solito viene fatto con raziocinio, intelligenza, non penso assolutamente, non è per far cassa, assolutamente. È come siamo stati accusati anche i famosi T-Red che l'ha fatto l'amministrazione precedente, ma con cui mi trovo perfettamente d'accordo. Cioè non si può passare un incrocio cieco con rosso, cioè è delinquenziale. Tutto giusto, io ho aperto una parentesi, invece ritorniamo. Ma la sicurezza è una cosa importante. Sui vigili di quartiere. Senta, la gente si lamenta, come ha detto nel servizio Elisabetta Corazza, all'Arcella, dove avete aperto una bella sede, però l'avete aperta... È un problema di sempre è vero, cioè, aumenteremo anche questa, è un problema, è una coperta corta. Se li tolgo da una parte... ricordo che sono l'assessore alla sicurezza o delega alla sicurezza, per cui me la sono tenuta apposta perché penso che sia mio dovere pensare alla sicurezza dei cittadini. Non sono in questore, che sia chiaro, perché spetta alla questura e alla prefettura la responsabilità, ma penso che è un mio dovere pensare ai cittadini che si sentano tranquilli. Come ha detto il questore, ogni anno si abbassano i numeri rapine, furti e via dicendo, per cui però la percezione del cittadino è quella che conta di più, non si sente sicuro, perché in certe zone, Arcella, Ansa Borgomagno, non si sente a suo agio,
non posso dargli torto, è vero, facciamo di tutto per assolvere questo. Ci riusciamo? Secondo me sì, un po' alla volta miglioriamo. Scusi Giordani, se come ha detto lei è così, che la percezione è questa, e avete aperto una sede importante all'Arcella, perché non riuscite a fare uno sforzo, che non credo sia uno sforzo fuori dal... Basta togliere la polizia urbana dalle piazze e metterla là. No, magari assumere un vigile in più, dico io. Faccio una domanda banale. Non è così semplice. Per assumere personale pubblico ci sono delle caratteristiche che non è così facile, bisogna avere disponibilità economica, bisogna che ci sono delle normative ben chiare e precise. Che bisogna rispettare. Bisogna rispettare. Abbiamo la possibilità il prossimo anno di assumere delle persone, bisogna capire se il bilancio lo consente. Certo, senta, poi diceva prima che nei vari quartieri ci saranno addirittura 2 vigili a piedi. Ogni quartiere avrà 2 vigili. Mi può dire quali quartieri? Tutti i quartieri. Quindi qui... Ma questo pensate cosa vuol dire? Cioè tutti i quartieri, 2 vigili, dalla mattina alla sera tardi, vuol dire avere un... Alla sera tardi cosa vuol dire? Vuol dire mezzanotte, o mezzanotte e mezza, è l'ultimo orario in cui si possono far lavorare la polizia urbana. Ecco, no, ma dire tutto un vigile da solo a mezzanotte in un quartiere? 2. Lavorano in sempre pattuglia? Sempre due, cioè sono abbastanza sicuri, perché avevo pensato che i 2 avessero un turno uno con l'altro. Due, sono sempre 2 per sicurezza loro. Importante che il cittadino veda che l'amministrazione sta facendo qualcosa di concreto. Io penso che la prima cosa è far sì che la polizia urbana sia visibile, diventi non un nemico, ma un amico dei negozianti, del cittadino. Noi faremo anche, tra poco faremo un'altra cosa, stiamo facendo, il servizio informativo del comune sta facendo un'app. Un'app cosa vuol dire? Che daremo la possibilità a tutti i cittadini in maniera molto semplice a segnalare al comune tutte le cose che non vanno. Stiamo ragionando anche sulla sicurezza, non so se questo sarà il tema giusto, ma anche sulle piccole cose, per cui sulla bicicletta abbandonata funziona già con la telefonata, ma cerchiamo di facilitare, perché sono convinto che la manutenzione, il senso civico del cittadino aiuta moltissimo a far sì di cambiare anche la percezione della sicurezza. È mia opinione, mi sto forzando a far sì che nelle zone di degrado, nelle zone difficili, cercare di convincere i proprietari, e non è facile, però un po' alla volta ci sto riuscendo, a affittarlo magari i primi 6 mesi gratuito e dopo a basso prezzo, per far sì un negozio aperto, un locale aperto, specialmente magari in tarda serata, dato a cooperative, a volontari, a piccoli artigiani, associazioni, contribuisce moltissimo alla sicurezza. Un discorso è vedere tutti i negozi chiusi, un discorso è vedere, specialmente nelle zone difficili, vedere i negozi aperti. Un po' di vita, insomma, secondo me è importantissimo. Va bene, questa è già una bella notizia che lei ci dà, staremo a vedere. Io poi faccio tutto il nodo a fazzoletto, vedremo quando vedremo i 2 vigili per quartiere, quando insomma... Io penso che a gennaio riusciamo a averli, a gennaio, fine dicembre e gennaio riusciamo a averli. Abbiamo registrato tutto, signor. Non c'è problema, non Senta, sono abituato a raccontare bugie. No, ma che lei racconti bugie sono d'accordo, perché la conosco, però che per via della burocrazia, per via della mancanza dovremmo uscire. Ecco, di budget e via, le difficoltà nascono da questo, non dalle bugie che lei sicuramente non racconta. Senta, per quanto riguarda la mobilità invece? La mobilità, questi soldi arrivano prima di Natale, quelli del tram? Io penso, mi auguro, penso di sì. Un giorno sì, un giorno no, mi sto appurando che questo succeda, e penso che i famosi 70 milioni dovrebbero arrivare, per cui possiamo cominciare a fare i lavori, a fare i bandi di gara, tutte le solite cose. Per la linea del tram. E questo è un argomento importantissimo. Per quello sono molto contento che il 27 si decida la destinazione dell'ospedale, perché è ovvio che la linea che faremo deve passare per l'ospedale. Se l'ospedale di Padova c'è ancora, è vitale che passi per l'ospedale, perché vuol dire avere un mezzo efficiente che porta cittadini. Oltre ad avere parcheggi, vuol dire anche avere un mezzo efficiente che cambia le condizioni ospedaliere, nel senso la mobilità ospedaliera. Io spero
che oltre a questi a gennaio dovrebbe, uso il condizionale, esserci un nuovo bando da 1,2 miliardi in cui Padova può chiedere gli altri 2 linee. Un mio sogno è portare, lo so che non tutti sono contenti, assolutamente, però se Padova ha le famose 3 linee di tram, cambia la città, diventa europea. Non possiamo ogni anno affidarci alla pioggia per il PM10. Il modo per abbassare il PM10, l'inquinamento, è la mobilità pubblica che funzioni, il bike sharing, il car sharing, usare la bicicletta in maniera privata. Bisogna cambiare modo di vivere, che piaccia o non piaccia, bisogna cambiare. Ricordo che le norme regionali a ottobre del 2018 proibiscono anche l'Euro 4, vuol dire macchine che hanno 7-8 anni, se ci sono 10 sforamenti continui. Perfetto, senta, arrivano questi soldi e se non arrivano, faccio una domanda così perché poi lo Stato con quello che sta succedendo... Può essere che non arrivino, può essere che non arrivino, io confido molto che arrivino. Che arrivano prima di Natale, ma se non arrivano prima di Natale potrebbero arrivare a gennaio, oppure sentivo una voce, mi corregga, che se i soldi dati dallo Stato a Padova per quanto riguarda la mobilità non arrivano entro Natale, non arriveranno più. È così oppure... È abbastanza vero questo, per quello sto tenendo sotto controllo. E che notizie ha lei che tiene sotto positive. Controllo? Che arrivano anche questi... Sì. Beh, quando me lo dice così mi tranquillizza, quindi staremo a vedere. E per quanto riguarda quelle biciclette un po' malandate che ci sono... Io le odio. Ogni volta che passo a piedi, che vedo le biciclette che abbiamo scassate, vecchie, mi viene... allora, ma lei che deve sistemare questa cosa? Sì, non voglio scaricare su altri, dipende da me. Però l'assessore di competenza, che è anche un amico, Arturo Lorenzoni, si sta dando da fare per cambiare la situazione. Mi ha promesso che entro l'anno ci riuscirà, sono convinto che ci riuscirà. La mobilità anche del bike sharing sta cambiando radicalmente, non sono più le 250 biciclette che abbiamo adesso, saranno 5.000, 6.000. E non si prenoteranno più con la scheda magnetica come adesso, sarà anche quello con l'app. Io penso che questo sia veramente un salto epocale e verranno messe anche nei quartieri. Si è detto che entro fine anno 5-6.000 biciclette, è sicuro? Me l'ha detto Arturo Lorenzoni, non ho motivo di dubitare. Ce la fa, se non è dicembre, sarà gennaio. Io le voglio perché è una cosa importante. E le automobili invece, quelle elettriche, se lei va a Milano, sa ogni pezzo di strada c'è l'automobile, ormai la gente non compra nemmeno più l'automobile, prende quella elettrica, esatto. E qui c'è questa possibilità. Non sono elettriche, una piccola sì, parte. Una parte ibride, dai, chiamiamole ibride. Ibride o anche benzina. Sì. Anche a Padova ce ne sono 25 se non sbaglio, bisogna aumentarle. Ma c'è in programma? Sì, c'è in programma, ma ci sono parecchie anche aziende di automobili, senza far nomi, che stanno interessandosi a questo, proponendo cose innovative. Sono cose importanti. L'erba è stata tagliata dappertutto perché ha avuto problemi? Penso di sì. Ho girato quello che riesco a fare e vedere, penso che siamo a un buon punto. È costata molto anche in termini di tempo, perché non per colpa dell'amministrazione precedente, ma perché è stata abbandonata il concetto, è stato rimesso a posto. Quindi a posto. Vedo strade che iniziano ad essere asfaltate, quindi anche lì avete Stiamo facendo un grosso investimento in marciapiedi e strade. L'illuminazione? L'illuminazione, siamo un po' alla volta, quindi siamo ancora un po' in ritardo, bisogna accelerare l'illuminazione, ma per quanto riguarda strade e marciapiedi, segnaletica orizzontale e verticale, stiamo facendo veramente, mai è stato investito così tanto. Sono molto soddisfatto. Le luci pure? C'è ancora tanto da fare. L'illuminazione LED? L'illuminazione siamo un po' lenti, bisogna aumentare l'intensità dei lavori ed è mia intenzione far sì che questo aumenti. Beh, tante cose a fare
in tempi brevi, perché io conoscendolo so che lei è uno pratico, pragmatico, dunque uno che dice le cose e le fa, però nella politica e nella vita sociale c'è la burocrazia, ci sono chi non è d'accordo, ci sono quelli che sono d'accordo, quindi la strada per arrivare è un po' più lunga, ecco. E lei mi sta raccontando come invece arriverà rapidamente in tanti di questi punti che abbiamo toccato finora. Rapidamente, non so se sia rapidamente, per me siamo lenti, vorrei essere ancora un po' veloce, però non è facile. Devo dire che ho dei bravi assessori, si sta andando a fare molto. Altra cosa, è gente, compreso il sottoscritto, che non ha grande esperienza. Ho solo 2 assessori che hanno una vita amministrativa come esperienza, io sicuramente no, e gli altri assessori sono anche giovani, però si stanno impegnando moltissimo e io sono contento di loro. Beh, in questi mesi ha già capito come funziona Timino, visto che inizialmente giustamente c'era un tempo per capire com'è. Ogni giorno capisco una cosa, probabilmente alla fine di 5 anni ho imparato tutto. No, alla fine deve aver fatto, cioè, direi tutto. Senta, invece tornando a un altro ragionamento serio, nella città ci sono molti poveri che le vengono e le verranno a chiedere ovviamente il lavoro, che le verranno a chiedere un pezzo di pane. Come intende adoperare l'amministrazione? A me angoscia questa cosa, perché è l'unico, abbiamo aumentato rispetto alla gestione precedente nel 2017 di 2 milioni e 2 milioni e 3, perché anche prima non è una colpa essere povero. E la violenza e qualche altro fenomeno di disagio sociale passa anche attraverso il fenomeno dell'assistenza a chi ha meno, a chi è più fragile, agli anziani. Il Comune ha investito soldi per... Stiamo investendo e stiamo aumentando anche la spesa. La trovo una cosa doverosa, non ombra di dubbio. Ho un bravissimo assessore, Marta Nani, si sta impegnando molto. Non è facile, è un settore difficilissimo, perché purtroppo la povertà aumenta, il disagio sociale aumenta, ci sono moltissimi problemi e noi stiamo cercando di risolverli in tutte le maniere. Abbiamo una fortuna che abbiamo un volontariato incredibile. Io penso che Padova sia la capitale del volontariato e attraverso di loro cerchiamo nel limite del fattibile di dare una mano a tutti. Non è facile, ammetto che non è facile, è molto difficile, però è un preciso dovere dell'amministrazione comunale badare a disabili, anziani. Padova è una città chi ha bisogno, insomma. Chi ha bisogno è fondamentale. E quindi al di là di questo dell'aiuto ovviamente avrà anche giornalmente appunto una parte di cittadini che le verranno a chiedere anche il lavoro. Sì, perché arriva al lavoro per chiedere poi che per il commercio... Il cittadino pensa che il sindaco possa fare tutto, non è vero. Nel caso dell'abitazione c'è una graduatoria, nel caso del lavoro ogni tanto cerco anche di farmi parte attiva, di trovare con qualche amico qualche soluzione, ma è difficilissimo, insomma. Per quanto riguarda le case che ha appena accennato, com'è la situazione? L'abitazione? Le abitazioni ovviamente del comune e dell'altro, cioè quelle che hanno bisogno come... Abbiamo un po' di emergenza abitativa, è vero, stiamo cercando di risolvere i problemi, anche qui tra ATER, Regione, amministrazione comunale, è un po' complicata la faccenda. Sono stati messi in vendita gli appartamenti, stiamo cercando di, non è facile in termini burocratici, di togliere la vendita, anche perché non ha avuto successo obiettivamente, sono stati venduti 17-18 appartamenti, per cui non è quello. Bisogna cercare, io non posso pensare che abbiamo delle abitazioni e non riusciamo a darle, bisogna darle, perché non è che uno quando non può permettersi l'abitazione è un dovere dell'amministrazione comunale dare un aiuto a chi manca. Non è essere sinistra, destra, bianco, rosso, verde, a me non interessa niente l'etichetta che mi danno. È un dovere dell'amministrazione, chi non può avere una casa, riuscire a dargliela. È fondamentale, non è una questione politica. Per me è una cosa basilare e bisogna cercare di fare il massimo, anche se la burocrazia... riuscirà a accontentare un po' di gente, un po' di persone. Il maggior persone possibile, non tutti, questo è chiaro, è impossibile, però ci stiamo dando da fare. Senti, il turismo come sta andando, Giordani? Il turismo sta andando bene, ma io sogno una città totalmente diversa. Abbiamo una città splendida.
Abbiamo gli ingressi alla città che non mi piacciono, neanche un Che po'. poi ne parliamo. Gli ingressi alla città non mi piacciono. Anche lì ho un nodo al fazzoletto che poi ne parleremo. C'era anch'io tanti nodi, non è facile sciogliere questi nodi. Abbiamo una città splendida in cui ingresso non sono, come ho detto, il massimo. Abbiamo una città che ha cultura, abbiamo un sacco di cose da far vedere e da poter, che godono anche gli altri. Io sono convinto di una cosa, la cultura alla fine è di cultura si può mangiare, la cultura dà da vivere. Noi abbiamo tantissime cose, per cui cultura e turismo sono un asset fondamentale per far sì che Padova cambi. Abbiamo una città bella e vale la pena di far sì che cambi proprio in termini di presenza. Ogni volta che ho qualche amico o qualche manifestazione dico ma che bella Padova. Difatti manifestazione, la interrompo Giordani, perché la settimana scorsa è stato Baccaglini qui, ha fatto una fiera straordinaria, 115.000 visitatori, e ha detto un po' l'amministrazione poteva, non dico approfittarne tra virgolette perché tutti gli alberghi, però poteva far sì che molti visitatori potessero rimanere di più nella città di Padova. Ha ragione. E invece un po' non l'hanno fatto. È vero, ha pienamente ragione Baccaglini. Mi incontrò tra poco, la considero una risorsa della città, lui e la sua fiera, ma come considero la fiera di Padova una risorsa che va certamente tenuta, sviluppata, migliorata. Noi abbiamo il santo e abbiamo il turismo religioso che è un mordi e fuggi, bisogna che riusciamo a tenerlo qua. Io non sono certamente capace. Non so se mi permetto di darle un consiglio, signor, però io che conosco abbastanza bene Padova, vado proprio al Santo, che lo frequento, e c'è un ufficio turistico in centro al Santo, proprio vicino di fronte al Santo, che è quasi sempre chiuso. La domanda, ma perché aprire un ufficio turistico lì e non aprirlo praticamente dove c'è il parcheggio in Prato della Valle, in Piazza Arabi, dove arrivano i pullman e i turisti scendono e da lì hanno l'ufficio turistico per girare Padova? Mi sembra una cosa talmente semplice che delle volte si complicano le cose, no? Ma io dico qualcosa di più, bisogna far conoscere Padova a livello europeo. Non possiamo pensare di soddisfare le esigenze che abbiamo noi in termini culturale, in termini turistico, solo con gli abitanti di Padova o di Padova Vicenza. Bisogna far conoscere Padova a livello europeo. Cioè noi dobbiamo... Va bene, cosa sta facendo per questo? Niente, perché questa è la verità. Non stiamo ancora operando, ma nelle intenzioni c'è quello di fare. Perché non abbiamo pubblicità all'aeroporto di Venezia, di Padova? Ma perché non posso fare pubblicità a Londra, a Parigi, a qualche altra parte? Bisogna darsi da fare. Non è semplice, stiamo facendo il programma del prossimo anno, bisogna fare pubblicità, bisogna investire nel web, ci sono tantissime cose da fare e questa non è una giustificazione di dire siamo qua da 4 o 5 mesi, purtroppo è complicata la roba. Ho un bravo assessore alla cultura, Andrea Colasio, si sta dando molto da fare, siamo in piena sintonia, io sono sicuro che già dal prossimo anno vedremo i segnali, bisogna che Padova sia conosciuta in Europa. Dalle ragioni che lo stai dicendo, ho degli amici che hanno dei bed and breakfast e loro hanno fatto pubblicità con Booking, pubblicizzo anche Booking, e arrivano gente dalla Germania, questi bed and breakfast che sono sui Colli Ungari, quindi certo. tutti pieni, però abbastanza pieni anche in periodi non diciamo che dovrebbero essere certo. Di turismo, e con la pubblicità che lei ora ha fatto riferimento, quindi che il comune... Bisogna darsi da fare, abbiamo un sito che a me non piace. No, ma io dicevo anche perché quando arrivano, visto che arrivano molti pellegrini per il Santo e parcheggiano tutti gli autobus lì, un ufficio turismo lì andrebbe meglio che al Santo. C'è tantissimo da fare e bisogna fare perché è una risorsa della città, abbiamo una fortuna, una bellissima città e secondo me se non riusciamo a fare questa operazione vuol dire che proprio non siamo capaci. Per quanto mi riguarda, avrei tante cose da chiedere ancora. Parlo in prima persona ovviamente. Abbiamo tante cose da dire, ma è già volata più di un'ora, quindi andiamo a vedere invece un altro servizio per quanto i lavori che sono stati fatti che si dovranno fare nella città di Padova. Vediamo il servizio. Sono
Sono diversi i lavori pubblici nei vari quartieri e nelle periferie cui l'amministrazione si sta dedicando, portandone a compimento, a seconda dei casi, la progettazione o gli interventi veri e propri. È stato finalmente aperto il sottopasso di Via Montà, rendendo un ricordo le quotidiane lunghe attese degli automobilisti, costantemente in coda nell'attesa dell'apertura del passaggio a livello. 17 milioni provenienti dalla vendita delle azioni ERA sono stati predisposti per la sistemazione di strade e marciapiedi. Proseguono i lavori per la realizzazione delle 3 rotatorie di Viale Codalunga, così come il recupero della Porta del Portello, con il restauro della facciata e la sistemazione per renderne fruibile la sala al primo piano. Ultimati questi interventi, si procederà con il completamento dell'arredo urbano della piazza ed è già stato predisposto il finanziamento per la riqualificazione della vicina via Gradenigo. Saranno sistemate anche le mura con i fondi ottenuti dal governo per il bando delle periferie del 2016. Sono partiti i lavori di riqualificazione di via Bramante a San Bellino, con la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione di nuovi posti auto. Nel 2018 si sistemerà anche il piazzale, predisponendo nuova illuminazione e nuovo arredo urbano. Entro Natale sarà battuta la palazzina ex Avis di via Trieste, un intervento da cui procedere per la riqualificazione dell'area che ha come fulcro Piazza De Gasperi. A breve si aprirà un cantiere anche in zona Bassanello per la realizzazione di un parcheggio di 50 posti auto nell'area di distributori dismessi. Va giù quel distributore al Bassanello? Sì. Pensa di buttarlo giù prima di Natale e di fare un bel regalo, di vedere quell'obbrobrio lì? Penso a me hanno parlato oggi in giunta, penso che proprio andrà giù. Non so se è prima Natale, ma la logica... uno che arriva da lì, insomma... È mortale. È mortale. Io ancora prima di fare il sindaco, ogni volta che passo lì e vedo sto manufatto che non so quanti anni sia là... Senta, cerco di essere... Avrà fatto un piccolo parcheggio e bike sharing, perché passa davanti anche il tram, per cui sarà fatto, non so se prima Natale, ma a tempi brevi comunque. Quindi va buttato giù. Io dico adesso, comincio di Piazza Rabbi. Piazza Rabbi stanno lavorando, è stato approvato dall'amministrazione precedente, niente di contrario, stanno lavorando. Piazzale Boschetti? Io le chiedo sempre perché anche lì l'altro un po' più complicata Piazzale Boschetti, un po' più complicata, però devo dire che il Ministero deve ancora firmare il decreto per quanto riguarda il famoso finanziamento, però penso che sia a giorni. Eccolo qui, guardi, è davvero come... È osceno. Ma posso anticipare una cosa io, perché veramente è la strada che faccio nella vita per andare a casa. Quando vedo questi 2 edifici mi dà un fastidio tremendo, come mi dà noia vedere... Ma non può più dirlo perché lei è il sindaco. Lo so che non posso più dirlo, però mi dà fastidio lo stesso. Ho fatto fare un bando per, è in maniera banale, per coprirlo. Perché almeno non li vediamo più. Perché... Vuole copiare il sindaco di New York di 20 anni fa. Finché non riesco, perché bisogna far sì che qualcuno gli compri e investa per fare appartamenti. Fare bed and breakfast, cioè è difficile trovare degli imprenditori che... No, mi hanno detto che ci sono, altro che bisogna avviare la macchina, è ancora ferma, non è stato firmato ancora dal governo il decreto, per cui non è operativo, non è ancora operativo. Non è operativo, quindi... Operativo. Per cui nel frattempo, siccome ci vorrà un anno e mezzo prima che diventi operativo, almeno le copro e non le vedo. E faccio un po' di pubblicità per la città positiva, perché è il colmo adesso vedere, visita Padova e c'è al lato, su una presente via Trieste, visita Padova e c'è 2 metri di lato da ogni due. C'è il pericolo che cada qualche pezzo di quei due case? Mi piacerebbe, ma... No, le chiedo perché, vista la situazione, dicono che è lì, che insomma un po'... sono protetti. Guarda che sono davvero, se lascia chiedo alla gente che sono nati... Sono 2 aziende, sono davvero due brutti, abitazioni Liberty, protette dalla sovrintendenza e che vanno recuperate, punto. Di fronte dove ci sono quelle transenne lì dovrebbe nascere un parcheggio lì, cioè lì è di privati, però lei tempo fa ha detto qui cercheremo finché i privati non faranno qualcosa noi faremo un parcheggio. Come stanno andando le cose lì? Ancora fermi.
Io nella mia illusione, nella mia ingenuità, pensavo che fosse facilissimo fare quest'estate. Era caldo, sono andato lì a vedere, c'era stata 40 gradi. Lì è un detto, posto di drogati, la gente si droga, ci sono... Sì, è stato fatto pulizia, è stato fatto tutto e non è facile, è una situazione in cui l'azienda è in difficoltà, come tante aziende sotto l'aspetto immobiliare sono in difficoltà. La società sembra che stia uscendo dalle difficoltà in queste settimane. Se questo non arriverà, spero, penso, mi auguro, tramite APS di fare un parcheggio e di dare una sistemata alla zona. Spero. Ho capito, ci sono molti punti di domanda. No, non è facile. Non è facile. No, perché sembrava come... Ma ci sono, anche dietro la Chiesa della Pace, è un'altra area, il PP1, abbiamo tantissime di queste aree, non è colpa di nessuno. Senta... La crisi economica, in particolare nel settore edilizia, ha portato a questo. Sì, però con le palazzine lì però magari potrebbe essere un investimento per qualche buon imprenditore. Senta, prima della pubblicità poi parleremo delle nuove deleghe che sono venute oggi in comune. Lo stadio? Perché lei è davvero fortunato, mi sa che lei è davvero fortunato perché ha fatto il presidente del Padova, è arrivato a fare il sindaco, molto probabilmente al primo anno di sindaco il Padova andrà in Serie B, è molto facile che quest'anno vada in Serie B, lo dico io, non lo dice lei, lo dico io, dunque vedrà che ci sono tutte le possibilità che ci riesca. E lo stadio? Lo stadio è un argomento difficilissimo. Allora, abbiamo la fortuna di avere uno stadio capace e capiente, forse anche troppo capace e capiente, non fa catino attorno alla squadra, non fa l'effetto a piani o come si voglia chiamarlo. Non posso pensare di spendere soldi pubblici per sistemare lo stadio. Questo faccio fatica, è come l'amministrazione precedente che voleva fare il plebiscito, non ero d'accordo, l'ho sempre detto, il plebiscito, un bellissimo stadio da rugby, rimane da rugby. Per mettere mano a questa struttura servono molti soldi e l'amministrazione comunale non può permettersi di passare una parte di denaro pubblico su queste iniziative. Io sogno di trovare, e mi sto attivando, qualche sistema con i privati, ma non centri commerciali, preciso subito, sotto l'aspetto ludico trovare qualche soluzione. Non è facile, obiettivamente. Avevo un'ipotesi che non è andata a buon fine. Sto cercando un'altra ipotesi, mi auguro che vada bene. Prima però bisogna dire una cosa, il Colbachini deve essere risolto prima quello, se no non si può fare nulla. Quando iniziano i lavori al Colbachini, Giordano? C'è stato anche un ricorso, tanto per cominciare. Sì, è vero, è stato ricorso. Penso che a giorni, fine mese dovrebbe cominciare. Però anche là vuol dire tempi e finché non è a posto il Colbachini la pista là non si tocca. Quando è risolto il Colbachini può essere che si possa pensare a qualche soluzione, non c'è niente di facile, niente di veloce, non voglio raccontare bugie, ho parlato anche con i tifosi, ho spiegato tutto per bene, mi piacerebbe, io sono un tifoso, amo il calcio a Padova, amo il calcio, mi piacerebbe moltissimo sistemare lo stadio. Io mi auguro di riuscirci in 5 anni, non un anno, in 5 anni, mi auguro. E vediamo se sono capace. Ho tanti sogni, sono un sognatore, però mi piacciono anche fare le cose. Vediamo se sono capace 5 di fare. anni? È dura, è durissima per quel che mi riguarda. Ci sono anche cose semplici che si possono fare con pochi soldi, mettere una curva in prefabbricato, spostare il campo verso la tribuna no, soluzioni ce ne possono essere. Io mi piace sognare e pensare in una soluzione. Ma se il suo sogno non è realizzabile non ci si può accontentare di cose più piccole? Può essere. Va bene, andiamo a pubblicità, mi fa venire l'angoscia quando sento il può essere per quanto riguarda lo stadio, perché poi se va in B e poi magari se va in A, sicuramente magari bisogna una curva... che il Colbachini sia sistemato. Ma quanto ci vuole sistemare? Se partono i lavori fra poco, quanto ci vuole? C'è un problema di temperatura per fare le piste? Anche questo c'è. Ne imparo una al giorno, dobbiamo farla quando la temperatura, quando non fa freddo. E quindi bisogna aspettare primavera. E noi aspettiamo, e aspettate anche voi perché c'è la pubblicità, poi avremo l'ultima parte con il sindaco Sergio Giordani, tra poco.